Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti voi che siete in sala, buongiorno a chi ci sta seguendo in questo momento da casa. Apriamo questa domenica di lode e celebrazione al nostro Dio leggendo i primi 3 versetti del Salmo numero 100. Mandate grida di gioia al Signore, abitanti di tutta la terra. Servite il Signore con letizia. Presentatevi gioiosi a Lui, riconoscete che il Signore è Dio, è Lui che ci ha fatti e noi siamo Suoi, siamo Suo popolo e gregge di cui Egli ha cura. Versetto 3 è bello perché ci fa realizzare il Signore che cosa ha fatto per noi siamo il Suo gregge di cui Egli ha cura. Allora per celebrare degnamente il nostro Signore e rendere grazie al Suo unigenito Figlio, nostro Redentore, vogliamo introdurre questa assemblea col canto numero 21. Entriamo allora, come dice il canto, nel Tempio del Signore con giubilo e con gioia. Preghiamo. Signore Padre Santo, Creatore del cielo e della terra, lode e gloria a Te. Esulti in questo giorno ogni creatura da Te posta su tutta la terra. Venga esaltato e celebrato il Tuo nome dinanzi a tutti gli uomini della terra, affinché ogni cuore e ogni mente comprenda che solo in Te c'è salvezza, solo in Te la pace, solo nell'opera del Tuo Figlio la redenzione. Amen. Salmo 91, primi 8 versetti. Chi abita al riparo dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente. Io dico al Signore, Tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio Dio in cui confido. Certo Egli ti libererà dal laccio del cacciatore e dalla peste micidiale. Egli ti coprirà con le sue penne e sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà
scudo e corazza. Tu non temerai gli spaventi della notte, né la freccia che vola di giorno, né la peste che vaga nelle tenebre, né lo sterminio che imperversa in pieno mezzogiorno. 1000 ne cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma tu non ne sarai colpito. Basta che tu guardi con i tuoi occhi, vedrai il castigo degli empi. E questo è un salmo, come spesso si trovano nella Bibbia, che di fiducia nell'assemblea, che l'assemblea ha nei confronti del nostro Dio. E in questo caso specifico è l'esercito che si trova in battaglia. Possano essere chiaramente le battaglie che noi viviamo quotidianamente. Si trova tra l'altro a fronteggiare anche un'epidemia che minaccia la salute e la vita di coloro che si trovano nell'accampamento. È chiaro che, come vedete, passano i secoli, passano i millenni, ma le situazioni che ci troviamo a vivere, poi in questo momento particolare, come se non ci bastava la situazione da cui pensavamo di uscire, insomma, ce le troviamo tutte qui, perché purtroppo il cuore dell'uomo, lo dice anche la scrittura, è duro e fa difficoltà a comprendere che solo in Dio, solo in Cristo c'è la vera pace e la vera salvezza. È un salmo, tra l'altro, in cui Dio promette la sua protezione in battaglia come nelle minacce della malattia, e lo promette, come si dice al versetto 6, dalle tenebre a mezzogiorno. E questo un cosiddetto merisma. Il merisma è una metafora, diciamo, è una figura retorica che sta ad individuare tutto il giorno, vale a dire sempre, cioè si prendono in considerazione due elementi di una cosa, che ne so, la notte e il mezzogiorno, per indicare tutto il giorno, quindi sempre. E quindi in questo tempo difficile che noi stiamo vivendo, è di consolazione. Il Signore però ci assicura la sua protezione. Al versetto 7 addirittura ci dice: 1000 cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma tu non ne sarai colpito. E lo farà, continua, con le sue ali, sotto le quali, si cita al versetto 4, appunto, troveremo rifugio. Allora continuiamo a manifestare la nostra fiducia nel Signore con questi due canti, alla fine dei quali io invito l'Assemblea alla preghiera comunitaria. Quindi facciamo questi due canti: Al sicuro in te e Maestà.
pregarti questa mattina per questa opportunità che abbiamo di incontrarci nella libertà che ci hai voluto concedere. Grazie perché possiamo insieme ricordare le tue benignità, la tua maestà, il fatto di poter riposare in te, di avere la possibilità di riposare in te soprattutto in questi tempi difficili per noi, difficili, molto più difficili per altri, Signore. E ci accorgiamo che se in noi non c'è questa fiducia saremo disperati, Signore. Saremo persi, non avremo nulla su cui appoggiare la nostra vita. E invece vogliamo questa mattina venire davanti a te riconfermando la tua maestà, la tua bontà, la tua presenza, le tue promesse, Signore. Chiediamo che ognuno di noi fortifichi il proprio cuore in queste promesse e abbia anche la capacità di fortificare il cuore di coloro che sono nella disperazione e nella sofferenza, Signore. Mettiamo tutto questo nelle tue mani, pregandoti nel nome potente di Gesù. Amen. Signore, perché tu sei una maestà, perché tu sei potente. Loda a te, Signore, perché tu sei colui che ci aiuti a volare sopra tutte le difficoltà, perché le tempeste sono arrivate, Signore, ma tu ci dici che anche nella tempesta noi voleremo sopra. Sia benedetto il tuo nome, Signore, perché tu ci dai ogni giorno dei doni. E noi vogliamo dirti, Signore, che ogni cosa nostra è tua. Vogliamo prometterti che ogni cosa nostra è tua, perché tuo è tutto, Signore. Anche il benessere di cui abbiamo goduto in questi anni, che non sappiamo se continuerà, Signore, ma tutto è tuo, Signore. E ti lodiamo per questo.
Ti lodiamo perché come volasti sopra la tempesta del popolo di Israele, tu voli anche sopra la nostra tempesta, Signore. Ti glorifichiamo nel nome del tuo Figlio Gesù Cristo. Amen. Amen. Sì, Signore, grazie. Sei il di sopra di ogni avversità, caro Padre. Noi dobbiamo avere la serenità nel nostro cuore perché sappiamo che abbiamo creduto in te, l'unico vero Dio esistente in questo mondo, Padre. Grazie perché sei sempre misericordioso con i tuoi figli, Padre. Grazie per tutto quello che continui a fare, Signore. Grazie per le benedizioni, grazie per essere un Dio di una bontà inimmaginabile, Signore. Pur essendo noi peccatori, tu hai voluto bussare ai nostri cuori, ci hai salvato completamente la vita, Signore, per donarcene una vera. Grazie, Padre, di quello che continui a fare nelle nostre vite. Sei la cosa più importante per noi, Signore. Siamo qui tutti insieme a urlare a te, di aiutare anche quelle persone che in questo momento sono disperate, ma tu hai tutto sotto controllo. C'è un motivo e noi abbiamo fede in te, Signore. Grazie del tuo amore, insieme continuiamo a lodarti nel nome potente di Gesù Cristo. Amen. Gloria al tuo nome, Signore. Gloria a te, Signore. Sei il nostro Dio. Grazie per il privilegio del nostro Dio. Grazie per il privilegio di essere il tuo popolo, Signore. Grazie perché tu prendi cura di noi in ogni istante, in ogni momento. Grazie per il dono della vita, ma grazie ancora di più per la vita eterna in Cristo Gesù. Grazie per aver perdonato i nostri peccati. Grazie perché ci avessi puri davanti al Padre, Signore, per quel sacrificio eccellente che tu hai fatto per ognuno di noi su quella croce. Grazie perché altra gente può accettare questo dono di grazia, Signore. Apri i cuori affinché le persone che ti stanno cercando trovino la verità e trovino la vita in Cristo. Ti benediciamo questa mattina, ti adoriamo per Cristo Gesù. Amen. Signore, grazie per la speranza del Vangelo, una speranza che si traduce in certezze, sicurezza. Stamattina abbiamo parlato di riparo, di rifugio, di un occhio attento da parte tua. E oggi ci sentiamo così privilegiati al riparo, privilegiati di stare alla tua presenza, ammirare la tua bellezza, la tua maestà, la tua infinitezza, Signore. Ti adoriamo, Signore, per questa speranza che ci è pervenuta nella grazia del Signore Gesù, che ancora oggi salva e benedice coloro che ti ascoltano, Signore. Che questo culto, oltre a essere un'offerta di ciascuno di noi, Signore, possa essere anche un messaggio per chi ci ascolta, lontani e vicini, che produca ravvedimento, Signore, produca qualcosa di nuovo anche nelle vite di questi sconosciuti che per te invece sono conosciuti e hanno un nome. Benedicili tu, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Grazie Signore che hai stabilito questo giorno speciale affinché tutta la terra sia attraversata dalla tua lode, Signore. In fuso orario, Signore, in ogni momento, in ogni luogo, Signore, si celebri il tuo nome e si dia lode, Signore, alle tue opere. Voglio ringraziarti perché ci permetti di essere
Amen. Padre Santo, grazie della possibilità che anche oggi ci dai di essere qui alla tua presenza, per lodarti e glorificarti. Voglia tu ascoltare le preghiere e le invocazioni che la tua assemblea rivolge a te da tutta la terra. Da qui ti preghiamo in particolare per la situazione che sta vivendo l'Europa. Sappiamo, Padre, dalle scritture che tali avvenimenti devono accadere, ma come cristiani siamo consapevoli che nonostante la malvagità dell'uomo un giorno il tuo figlio ritornerà nella sua gloria per acquistare a te un popolo di sacerdoti. Amen. Salmo 91, versetti dal 9 a 16. Poiché tu hai detto, o Signore, tu sei il mio rifugio e hai fatto dell'Altissimo il tuo riparo, nessun male potrà colpirti, né piaga alcuna si accosterà alla tua tenda, perché egli comanderà ai suoi angeli di proteggerti in tutte le tue vie, essi ti porteranno sulla palma della mano, perché il tuo piede non inciampi in nessuna pietra. Tu camminerai sul leone e sulla vipera, schiaccerai il leoncello e il serpente, poiché egli ha posto in te il suo affetto. Io lo salverò, lo proteggerò, perché conosce il mio nome. Egli mi invocherà e io gli risponderò, sarò con lui nei momenti difficili, lo libererò e lo glorificherò, lo sazierò di lunga vita e gli farò vedere la mia salvezza. Amen. La seconda parte del Salmo ricolma di promesse, ricolma di benedizioni per noi, per chi crede nel Signore. Lui ci proteggerà, ci salverà, ci sazierà. Però attenzione, non ci dice che i mali non ci colpiranno, e lo dice qui al versetto 15. Egli mi invocherà e io gli risponderò, sarò con lui nei momenti difficili, quindi questi momenti difficili potranno toccarci. Però lui sarà con noi, ce lo dice, ce l'ha promesso. E voglio sottolineare poi, tra l'altro, i versetti 11 e 12 di questo Salmo, perché si collegano. Sono gli stessi che troviamo nel Vangelo di Matteo, al capitolo 4, al versetto 6, e sono le parole che Satana rivolge a Gesù nel deserto. Sono le stesse identiche parole. E questo ci fa capire due cose. La prima, e non ce n'era bisogno secondo me, è che tutta la Bibbia ci parla della speranza di Cristo, da Genesi ad Apocalisse, ci parla della sua venuta. La seconda è che Satana conosce le scritture come e forse meglio di noi. Allora io adesso mi voglio rivolgere ai ragazzi, ai giovani. Io mi permetto di dire, ragazzi, che voi non siete il futuro di questa assemblea e non siete il futuro della Chiesa, siete il presente. Allora noi non dobbiamo permettere che Satana conosca la Bibbia, le parole di Dio, come e meglio di noi. Noi siamo qui, lo dico ai ragazzi in particolare, non lo permettiamo. In qualsiasi occasione, al lavoro, a scuola, con i vostri amici, testimoniamo Cristo. Scusate. Andiamo avanti. Quindi sì, a questo punto termino qui e invito Silvano qui al pulpito per la sua predicazione. Amen. Preghiamo, Signore nostro Dio, lode a te perché ci doni dei momenti speciali,
ci doni di avere dei momenti di pace nei quali poter guardare a te, guardare anche dentro di noi, confrontarci con la tua parola, Signore, quella parola che è capace di donare vita. Signore, vogliamo chiederti che questa parola di questa mattina sia innanzitutto la tua parola e sia parola che ci dona vita, che ci dona speranza, che ci dona volontà di guardare avanti, Signore. Mettiamo tutto nelle tue mani, pregandoti nel nome di Gesù. Amen. La volta scorsa, ragionando sul Vangelo di Luca, siamo sempre al Vangelo di Luca, capitolo 19, abbiamo visto un paio di situazioni fuori del normale, abbiamo detto, in cui i discepoli agiscono e fanno delle cose che normalmente nessuno di noi farebbe mai, no? Comunque molto difficilmente farebbe. Quindi abbiamo parlato dell'episodio in cui i discepoli prendono l'asino che serviva a Gesù e poi in questo percorso verso Gerusalemme un gruppo di discepoli, una folla di discepoli, dice la scrittura, cominciò a urlare, a dire delle cose molto interessanti e molto importanti su cui questa mattina torneremo, e questo ci ha consentito di comprendere come la parola abbia una forza incredibile, una sua potenza assoluta. Basti pensare che la scrittura stessa ci racconta che attraverso la parola il Signore ha creato tutto ciò che ci sta intorno. Quindi Dio disse e le cose furono. E questo ci fa comprendere come la potenza della parola, la forza della parola è quella forza che spinge la nostra volontà a compiere determinate azioni. Sono le idee, le parole, le cose che ascoltiamo, che impariamo, che poi muovono la nostra volontà per agire. Quindi quanto è importante la qualità della parola che noi stiamo ascoltando, che quella parola che entra nella nostra testa, quello che noi sentiamo e quello che diventa nostro patrimonio, nel nostro bagaglio di cultura, di pensiero. Quanto è importante. Ci sono, direi semplificando in maniera estrema, due tipi di parole: le parole buone e le parole cattive, e la volta scorsa avevamo collegato questa suddivisione con due modi di dire, due consuetudini, due parole che noi usiamo, che esprimono il risultato più che il significato della parola, e queste parole sono maledizioni, cioè dire male, e benedizioni, cioè dire bene. Il nostro linguaggio è talmente assuefatto a questo modo di pensare che colleghiamo in maniera inconsapevole delle cose brutte a delle parole brutte. Ci ricordiamo solo delle cose brutte, ma questi avvenimenti avversi, ciò che è male, è il frutto di una parola cattiva che è entrata nella nostra vita, nelle vite di chi ci sta vicino, e che ha prodotto delle brutture. Allo stesso modo, benedire vuol dire dire bene, cioè produrre il bene attraverso delle buone parole. Ed è importante quindi comprendere quanto il peso, la forza, la potenza delle parole sia fondamentale nella nostra vita e nella vita di tutti gli uomini. Quindi non dobbiamo mai sottovalutare il peso delle nostre parole. Tante volte, e i social in questi ultimi anni ci hanno mostrato un uso assolutamente scorretto delle parole, con la superficialità che tante volte caratterizza le persone, si sono dette delle cose terribili, sottovalutando l'importanza di queste parole. Tanto non faccio mica male a nessuno, dico quello che penso. Questo è un pensiero abbastanza diffuso. In realtà il peso delle nostre parole produce sempre un effetto.
Dobbiamo solo decidere se queste parole vogliamo che producano un effetto buono o un effetto cattivo, perché comunque un effetto lo producono. E allora chiediamoci quali sono le parole che ascolto, ma anche le parole che utilizzo. Ci eravamo lasciati un po' con questa riflessione che voglio proseguire questa mattina, andando avanti, riprendendo in parte il brano di Luca al capitolo 19, riprendendolo in parte dal versetto 37, leggeremo fino al versetto 44. Luca 19, 37, 44. E quando egli fu vicino alla discesa del Monte degli Ulivi, tutta la folla dei discepoli iniziò con gioia a lodare Dio a gran voce per tutte le opere potenti che avevano visto, dicendo: benedetto il Re che viene nel nome del Signore, pace in cielo e gloria nei luoghi altissimi. E alcuni farisei tra la folla gli dissero: Maestro, sgrida i tuoi discepoli. Ed egli rispondendo disse loro: io vi dico che se costoro tacessero, griderebbero le pietre. E come egli si avvicinava, vide la città e pianse su di essa, dicendo: oh, sei proprio tu, se avessi riconosciuto almeno in questo giorno le cose necessarie alla tua pace. Ma ora esse sono nascoste agli occhi tuoi, poiché verranno sopra di te dei giorni in cui i tuoi nemici ti circonderanno di trincee, ti accercheranno, ti assedieranno da ogni parte e abbatteranno te e i tuoi figli dentro di te e non lasceranno in te pietra su pietra, perché tu non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata. Come dicevamo prima, i discepoli possono compiere delle azioni perché hanno ascoltato delle parole da parte di Gesù. Infatti questo brano, non abbiamo il tempo di rivederlo, inizia, questa parte del capitolo inizia dopo aver detto queste cose. Quindi l'effetto della parola, degli insegnamenti di Gesù, tutti quegli insegnamenti che sono stati ascoltati nelle varie situazioni che i discepoli hanno vissuto con Gesù. Dopo aver detto queste cose, i discepoli accolgono il Signore che sta scendendo dalla discesa del Monte degli Ulivi e si sta avviando verso Gerusalemme, dicendo due cose molto importanti, molto pesanti. I discepoli dicono che Gesù è il Re dei Re, benedetto il Re che viene dal nome del Signore, e sta dicendo che Gesù è il Messia. Sto ovviamente parafrasando le parole che hanno usato per esprimere il concetto che queste parole significavano. E queste parole che a noi sembrano così banali, scontate, sono in realtà delle parole molto pesanti, perché sono un vero attacco alla società del tempo, un attacco politico e un attacco religioso, un attacco all'autorità romana, che si sta dicendo che chi domina in questo momento il popolo ebraico è un re illegittimo, perché c'è un altro re e c'è anche un Messia, e questo è l'attacco alla parte religiosa. Ecco perché i farisei si scaldano parecchio rispetto a questo. E quindi queste parole che a noi sembrano quasi scontate in realtà sono delle contestazioni estremamente forti, estremamente pesanti. E chi gridava era anche consapevole di quello che stava dicendo, dell'importanza, del peso di quello che sta dicendo. Tant'è che, l'abbiamo già detto la volta scorsa, le accuse che portano Gesù alla croce sono basate su queste affermazioni. Sulla croce c'è scritto Gesù Nazareno, re dei Giudei. Questa è la sentenza attaccata alla croce. Anche qui qualcuno ha da dire che dice di essere il re dei Giudei. Questo per indicare quanto le parole
sono importanti e quanto sono pesanti. Tant'è che i farisei si infastidiscono e dicono a Gesù: sgridali, digli che devono tacere. E Gesù risponde in una maniera straordinaria, come ci ha abituato spesse volte nella parola. Versetto 40: ed egli rispondendo disse loro: io vi dico che se costoro tacessero, griderebbero le pietre. Da questo versetto impariamo una cosa nuova. Impariamo che le pietre parlano. È una cosa di cui credo che dobbiamo rimanere sorpresi, la capacità delle pietre di parlare, no? E quindi questa la dobbiamo prendere necessariamente come una provocazione, come una esortazione da parte di Gesù a riflettere. E noi oggi, lettori moderni, dobbiamo chiederci che significato dobbiamo attribuire a questa affermazione: griderebbero le pietre. Ovviamente non la possiamo prendere in maniera letterale, e su questo credo che sia abbastanza facile intuirlo, no? Dobbiamo prenderla per quella che è. È sicuramente un'affermazione paradossale. La pietra è un paradosso, un'esagerazione, una provocazione. Mettere a confronto una cosa inanimata come una pietra con una creatura, non solo una creatura, ma una creatura fatta a immagine e somiglianza di Dio, è ovviamente un paradosso che porta i due esempi all'estremo. Gesù quindi ci sta lanciando una provocazione che ci ricorda che per natura noi siamo dotati di intelligenza e di parola, cosa che le pietre non hanno. E ci sprona anche a considerare che le verità che ci sono rivelate sono talmente importanti che anche una pietra potrebbe raccontarle. Quindi noi siamo depositari di qualche cosa che ha un valore così grande, così importante, che non può rimanere nascosto, e anche qualche cosa di inanimato potrebbe testimoniare quello di cui noi siamo a conoscenza. Ma la pietra non è solo un paradosso, la pietra è anche altro. Nell'Antico Testamento ci sono molti riferimenti a delle pietre che sono significativi. Ne prendo uno fra i molti che si trova nel libro di Giosuè, capitolo 24, sono i versetti che vanno dal 26 al 27. Qui Giosuè aveva ammonito il popolo a abbandonare gli altri dei, a non trascurare la conoscenza di Dio e all'obbedienza di Dio, e quindi li esorta e alla fine scrive questo: poi Giosuè scrisse queste cose nel libro della legge di Dio e prese una grande pietra e la eresse là sotto la quercia presso il santuario dell'Eterno. Giosuè disse quindi a tutto il popolo: ecco, questa pietra sarà un testimone contro di noi, perché essa ha udito tutte le parole che l'Eterno ci ha detto. Essa servirà quindi da testimone contro di voi, affinché non rinneghiate il vostro Dio. Questa pietra viene messa lì come testimone, come un oggetto evocativo di un patto, di un accordo. La pietra quindi è un elemento di memoria e di ricordo, e non è solo un concetto legato all'Antico Testamento. Vi voglio fare vedere una foto. Credo che molti di voi lo conosceranno. Questo monumento si trova a Berlino, nel cuore della città di Berlino,
a 2 passi dalla porta di Brandeburgo, poi c'è il Bundestag, proprio nel cuore, a fianco di dove sorgeva anche il muro di Berlino. E ho avuto il privilegio di vederlo molto velocemente perché ero in un viaggio di lavoro, quindi fu proprio una passeggiata in centro a Berlino, e questa immagine, vista anche dal vero, è ancora più impressionante, più toccante. E tutto questo insieme di pietre è messo lì per ricordare lo scempio, la tragedia della Shoah, l'uccisione di milioni di ebrei, e non solo ebrei, da parte dei nazisti. Questo monumento ha una forza molto evocativa, vuole consolidare quella memoria e quella testimonianza che per gli uomini è estremamente labile e fragile. Oggi, se non ci fossero cose del genere, probabilmente non ci sarebbero neanche più i testimoni oculari, o sono molti pochi i testimoni oculari che ci raccontano quello che successe in quegli anni sciagurati. Però la pietra, queste pietre hanno un ruolo evocativo, ci ricordano, trasmettono un significato tremendo che vuole essere un monito rispetto alle nuove generazioni. Un po' quello che voleva fare Giosuè mettendo questa pietra. Tutti quelli che si sarebbero poi ritrovati davanti a questa pietra si sarebbero ricordati, o avrebbero ricordato ai loro figli, quello che era stato detto in quel giorno. Qual era il patto stretto fra il popolo e Dio. La pietra quindi è uno strumento evocativo. La sua capacità di superare i secoli è una capacità che ha di conservare i significati che hanno fatto sì che fosse piazzata in quel punto. E potremmo fare tantissimi altri esempi. Uno fra tutti, che è un'altra cosa che mi ha colpito molto, sono le pietre d'inciampo che troviamo in molte città anche italiane dell'Europa, a Trieste in particolare, che ci ricordano la morte di alcuni membri della comunità ebraica del luogo. Queste pietre sono chiamate pietre d'inciampo appunto perché fanno in modo che le persone cadano di fronte a questa tragedia. Quindi la pietra è anche un elemento di memoria, non è solo una provocazione, ma un elemento di ricordo, qualche cosa che mantiene una testimonianza nel tempo. La pietra è anche un elemento di costruzione, di edificazione. Edificare un edificio ai tempi di Gesù significava appunto mettere insieme delle pietre, costruire degli edifici. E a questo proposito Pietro, nella sua prima epistola, scrive utilizzando l'esempio della costruzione delle pietre che contribuiscono gli elementi a formare gli elementi costruttivi di un edificio, usa queste parole. Prima Pietro capitolo 2 versetti da 4 a 8. Accostandovi a lui come a pietra vivente, rigettata dagli uomini, ma eletta e preziosa davanti a Dio, anche voi come pietre viventi siete edificati per essere una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Nella scrittura si legge infatti: ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, eletta e preziosa, e chi crede in essa non sarà affatto svergognato. Per voi dunque che credete, essa è preziosa, ma per coloro che disubbidiscono, la pietra che gli edificatori hanno rigettato è divenuta una testata d'angolo, pietra d'inciampo, roccia d'intoppo che li fa cadere. Essendo disubbidienti, essi inciampano nella parola e da questo sono stati altresì destinati. La pietra quindi è elemento
di costruzione, qualcosa che edifica, che contribuisce a costruire qualcosa di più grande. Quindi un elemento che ci fa pensare alla comunità, a un gruppo, a un popolo, se vogliamo. Però Pietro specifica che ci fa comprendere che ci sono più tipi di pietre. Egli infatti aggiunge il fatto che dobbiamo tenere presente che i credenti sono chiamate pietre viventi. E questo indica una natura particolare dei credenti che quindi vivono, si discostano da quella immobilità, di quella non vitalità presente in una pietra per essere pietre viventi. Indica quindi una natura particolare che è legata intimamente alla fede in Cristo, che vivifica quindi ciò che è morto. Per contrario, quindi possiamo dire che la pietra senza Cristo è pietra morta. Ed è singolare vedere come Gesù, contemplando Gerusalemme, piange proprio perché si accorge che Gerusalemme è diventato un cumulo di pietre morte. Un cumulo di pietre morte che è destinato a essere raso al suolo. E voglio rileggere insieme a voi questi versetti perché sono dei versetti molto toccanti. E voglio esortare ognuno di noi a empatizzare un po' col sentimento che Gesù ha provato di fronte a questa città, perché dovrebbe essere lo stesso sentimento che noi dovremmo provare guardando la nostra città. E come egli si avvicinava, sono il versetto 41, Luca 19, 41. E come egli si avvicinava, vide la città e pianse su di essa, dicendo: «O se tu, proprio tu, avessi riconosciuto almeno in questo tuo giorno le cose necessarie alla tua pace. Ma esse ora sono nascoste agli occhi tuoi, poiché verranno sopra di te dei giorni in cui i tuoi nemici ti circonderanno di trincee, ti accerchieranno, ti assedieranno da ogni parte, abbatteranno te e i tuoi figli dentro di te, non lasceranno in te pietra su pietra, perché tu non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata». Gesù, di fronte a questa città di pietre morte, piange. Ecco quindi quello che distingue le pietre vive dalle pietre morte è una consapevolezza, la consapevolezza di quello che produce la pace, cioè il Vangelo di Cristo. Ciò che non sa riconoscere il Vangelo di Cristo, dice Gesù, è pietra morta. Quindi se vogliamo riassumere quello che abbiamo capito riguardo alle pietre, abbiamo detto che è una sorta di provocazione che il Signore ci lancia, ricordandoci che ci sono delle pietre che mantengono, la pietra per sua caratteristica mantiene una memoria, è lì, vive il tempo. È straordinario, a me piace molto visitare dei luoghi anche storici, no? In cui queste pietre testimoniano di avvenimenti straordinari che sono avvenuti in quei luoghi, e quindi sono dei veri e propri testimoni. Allo stesso modo, in maniera metaforica, le pietre sono dei grandi contenitori di informazioni, di storia, di conoscenza, anche di esperienza. Quindi le pietre sono anche questo, e le pietre sono anche qualche cosa che è chiamata a essere usata per edificare edifici nobili destinati a vivere nel tempo e edifici meno nobili destinati a essere distrutti. La scrittura quindi mette insieme un po' questi significati. E allora voglio tornare a questa esortazione che Gesù ha fatto, questa affermazione che è un'esortazione un po' per noi. Versetto 40, Luca 19, 40,
Egli rispondendo disse loro: io vi dico che se costoro tacessero, griderebbero le pietre. Se costoro tacessero, quindi i discepoli, allora parlerebbero le pietre. Questo è quello che dice Gesù. E quindi chiediamoci: se i credenti non parlano, cosa succede? Se prendiamo per buone le parole di Gesù, scopriremo che se i credenti non parlano, parleranno le pietre. Cioè delle cose che non sono state progettate per questo, perché non hanno la stessa natura di Dio, delle pietre parleranno loro al nostro posto. Quando i credenti non parlano, qualcun altro parlerà al posto loro. E questo ci deve forse preoccupare, perché stiamo delegando un mestiere che non è il loro e che quindi porterà necessariamente un risultato scadente, dannoso vorrei dire, proprio pensando all'incipit di questa mattina, l'importanza della parola, il peso della parola, il risultato della parola. Se i credenti non parlano, che cosa succede? Credo che in questo periodo storico mai come prima vediamo tante pietre che parlano e la Chiesa molto silenziosa. Ci sono delle verità che Dio vuole che siano annunciate. Ci sono delle verità che la Chiesa ha nel suo bagaglio che devono essere necessariamente annunciate. Se la Chiesa non lo fa, qualcun altro se ne occuperà. E soprattutto di fronte a questi momenti, queste vicende storiche, questo momento storico che stiamo vivendo, la Chiesa ha quanto mai bisogno di dare delle risposte. Perché le persone si fanno delle domande di fronte a tutto quello che li circonda. Lo hanno sempre fatto, lo fanno costantemente, ma in questo momento ancora di più siamo sollecitati a riflettere sul perché di alcune cose che stanno succedendo. Però se la Chiesa non è in grado di dare queste risposte, qualcun altro, quelle pietre di cui sta parlando Gesù, si metterà a farlo. E lo faranno con quello che è il loro bagaglio, quello che è il loro patrimonio. Se le pietre sono quell'oggetto che è in grado di accumulare delle informazioni nel tempo, e se queste informazioni fanno parte di pietre che sono morte, quindi non pietre viventi, quindi non pietre rinnovate dal Vangelo, tutto quello che queste pietre saranno capaci di dire saranno quello che è la loro esperienza, la loro conoscenza. E daranno una spiegazione della vita e di quello che succede basato su quello che loro pensano, quello che loro hanno imparato e quello che loro hanno ascoltato e che hanno anche vissuto. Possiamo immaginare che questo sia una deriva che può portare solamente al disastro. Ecco perché Gesù piange di fronte alla città, quella città che non ha potuto capire il significato di queste parole, che è diventata una città morta, delle pietre destinate a essere smontate. Quando gridano le pietre, se sono pietre morte, potranno fare solamente dei danni. Eppure la Chiesa è investita di questa grande responsabilità. L'operare della Chiesa, tenendo presente l'importanza e il peso della parola, è un peso che può cambiare la società, anzi non che può, che deve cambiare la società che ci sta intorno. Perché c'è stato detto più volte, e l'abbiamo letto più volte, che i credenti sono il sale della terra e la luce del mondo. E quindi quando il sale smette di fare il suo mestiere, la minestra è insipida.
La Chiesa spesse volte si è sottratta dal parlare, si è chiusa un po' in se stessa. E allora ci dobbiamo chiedere: vi voglio raccontare una cosa che ci ha colpito. Dico ci ha colpito perché alcuni di voi presenti qui erano insieme con noi nel weekend scorso. Siamo stati a un ritiro, una conferenza, chiamiamola come volete, in cui abbiamo ascoltato delle esortazioni, degli stimoli dalla parola di Dio estremamente interessanti. Ma una cosa mi ha colpito e questa cosa ve lo voglio condividere. C'è stato un passaggio che l'oratore del momento ha evocato. Ha evocato una predicazione, fra l'altro, che io avevo ascoltato diversi anni prima, in cui il predicatore a un certo punto si rivolge a chi gli sta davanti e fa questa domanda: se domani la tua chiesa chiude, se ne accorgerà qualcuno? Se domani la tua chiesa chiude, se ne accorgerà qualcuno? In altre parole, ci viene chiesto di ragionare su qual è l'impatto che io stesso, la mia comunità, le nostre comunità possono avere nella società. Se Via Croazia 14 chiude, qualcuno se ne accorgerà? Credo che è un tema su cui noi dobbiamo riflettere in maniera molto seria. Quale impatto la Chiesa ha prodotto intorno a sé? Come dicevo, il mandato di Cristo è quello di essere luce del mondo e sale della terra. Ma se la Chiesa non lascia un'impronta, vuol dire quindi che sta mancando questo obiettivo. E soprattutto che lo sta delegando a qualcun altro, perché se non parliamo noi, Gesù dice, parleranno le pietre. Quando i credenti non parlano, parlano le pietre gridano, dice, e fanno anche un sacco di rumore. Ed è questo un po' anche il risultato dell'incertezza che caratterizza il mondo. Qualcuno, una citazione che non ricordo di provenienza, da parte di un filosofo, che assimilava la società, il mondo, come un ubriaco che cammina in un vicolo molto stretto. E questo ubriaco, non so se avete avuto occasione di incrociarlo, spero che non siate stati protagonisti di questa vicenda. Questo ubriaco va di qua e di là, sbatte su una parete, si sposta, sbatte, però va avanti, derivando fra una sponda e l'altra, sbattendo di qua, sbattendo di là. La società è un po' così. Noi siamo passati da una società in cui c'era delle regole molto strette, non si poteva fare questo, non si poteva fare questo, a una società in cui tutto è concesso. Allora capiamo che questi sono i due estremi di questo viale, no? Da un lato non si può fare nulla, dall'altro si può fare tutto. La società è un po' così e i credenti hanno la grande responsabilità di far passare la sbronza a questa società e farla camminare in un punto di equilibrio. L'equilibrio è ciò che regge la creazione, ciò che regge l'universo. Se qualcuno è incuriosito dalla scienza, deve interessarsi sul fatto che tutto l'universo stesso è basato su degli equilibri talmente labili, talmente sottili, che basterebbe cambiare qualche cosa che tutto collasserebbe e non starebbe più in piedi. Questa è una metafora di quella che i credenti dovrebbero essere, quel punto di equilibrio che la società dovrebbe trovare tra la proibizione e la libertà assoluta, perché questo è quello che ci insegna il Vangelo. Il Vangelo di Cristo non viene per imporre qualche cosa nei nostri cuori, ma è un Vangelo che scrive
le leggi e le convinzioni nel nostro cuore, in modo che siamo liberi e possiamo vivere questa libertà sapendo i nostri limiti e trovando quell'equilibrio di cui abbiamo bisogno. Quindi è compito della Chiesa riportare sobrietà nella società affinché questa società viva degli equilibri. E quindi la Chiesa ha bisogno di manifestare il proprio pensiero, ovvero il pensiero biblico, la conoscenza biblica, però rispetto a cosa? Queste persone che gridavano al passaggio di Gesù dicendo che egli era il Messia, che era il Re, stavano dando delle risposte alla sofferenza del tempo, perché gli ebrei sopportavano malissimo la dominazione di Roma. Era un momento molto tragico, molto difficile, un'angoscia, una dominazione straniera. Ne stiamo vedendo anche oggi nelle notizie cosa vuol dire una dominazione straniera, qualcuno che viene a casa nostra e prende il potere. Quindi queste persone stavano dando risposte ai quesiti del momento. E anche noi come credenti dobbiamo preoccuparci di dare le risposte che vengono dalla Scrittura rispetto ai problemi che affliggono la nostra società. E di questo possiamo trarre migliaia di spunti, ne ho appuntati alcuni. Mi chiedo, la Chiesa, noi, io, cosa possiamo dire? Quali risposte possiamo dare rispetto al problema della sofferenza, al problema della povertà? Quali spiegazioni possiamo dare di fronte alla guerra? Le persone che guardano la guerra si chiedono come mai è successo questo. E anche gli scettici dicono come mai Dio permette questa cosa qua. Abbiamo delle risposte da poter dare? Sappiamo dare incontro ai bisogni delle persone dando la prospettiva di Dio rispetto a questi temi? Altri argomenti che possiamo portare avanti, per esempio, quanti di noi si stanno preoccupando sul fatto che c'è una legge sul fine vita che sta in questo momento andando in discussione al Parlamento? Qualcuno di noi ha un'opinione chiara, biblica, solida rispetto a questo problema? Io non ce l'ho, lo dico subito, quindi non sto facendo la morale a nessuno. Sto facendo un'autocritica molto forte dicendo che la Chiesa spesse volte è scollata dalla realtà, vive una realtà fatta per conto suo, in cui ci si incontra, ci raccontiamo delle belle cose che sono assolutamente vere, ci mancherebbe altro, non sto sminuendo quello che noi facciamo, ma forse ci dimentichiamo anche di una parte del nostro mandato. Siamo in grado di dire qual è la posizione biblica rispetto a questo problema, qual è la posizione biblica rispetto alle discriminazioni di genere, al problema della violenza sulle donne, al problema dei migranti. Ce ne sono quante ne volete, basta solo aprire gli occhi e guardare in giro, perché questo è quello che incontriamo ogni giorno nella nostra vita, nelle persone che incontriamo. Però il problema è che la Chiesa si è spesse volte limitata o a disinteressarsi oppure a dire di no. Una risposta molto comune che noi siamo bravi a dire è che questa cosa è peccato e non si fa. È vero, è una verità, però noi dobbiamo essere consapevoli che dobbiamo andare al di là di questa risposta, che è una risposta che non chiarisce nulla se non una posizione che è di parte, ovviamente, perché viene dalle nostre convinzioni, dalla nostra conoscenza. Dobbiamo andare oltre, dobbiamo avere la capacità di dialogare con le persone e non solo dire no perché è peccato, perché il concetto di peccato lo capisce solo chi conosce Cristo. Per gli altri sono comportamenti da bigotti, cose passate di moda. Ecco perché la Chiesa non la vuole nessuno. Chi è che viene in Chiesa? Chi è interessato a venire in Chiesa?
se il nostro parlare non è un parlare condito di qualche cosa di più che le informazioni di base di cui siamo normalmente abituati ad avere fruizione e a condividere. Cosa annunciare? Quindi la Chiesa deve avere le idee chiare, deve poter saper rispondere ai bisogni delle persone. Credetemi che i bisogni sono tanti e non sono necessariamente solo i grandi problemi del mondo, ma anche le questioni particolari, personali di chi ci sta vicino, di chi incontriamo. C'è capitato recentemente di incontrare delle persone in difficoltà, grosse difficoltà, che avevano anche una sorta di pudore, giustamente, a condividere determinate cose, che hanno potuto aprirsi. E io ringrazio Dio che ci ha messo davanti queste persone a cui abbiamo potuto dare una piccola indicazione che ci auguriamo possa diventare una soluzione per le loro pene, per i loro problemi. Ecco, noi dovremmo essere equipaggiati per dare delle risposte. Dovremmo sapere in maniera chiara, riuscire a dare delle spiegazioni alle persone, o quantomeno dare delle parole che possano lenire il loro dolore, che possano aiutarli anche alle volte a convivere con il dolore. Non sempre si riescono a risolvere i problemi, ma si può anche riuscire a far maturare delle consapevolezze che riescono a farti vivere una situazione difficile come qualcosa di accettabile con il quale puoi convivere e vivere una vita soddisfacente. Concludo dicendo che la forza delle idee e della parola è il motore che spinge ogni azione, ogni cambiamento. E noi di parola ce ne dovremmo intendere parecchio. Ma se non abbiamo una parola che ci orienta verso i bisogni del prossimo, a partire da noi, se noi non abbiamo una parola, una sensibilità che ci fa capire i bisogni del prossimo, non faremo nulla per il prossimo, perché nella nostra mente questa necessità non c'è. La Chiesa deve avere qualche cosa da dire e pertanto si deve formare, perché non possiamo dire cose che non sappiamo. Dobbiamo conoscere, dobbiamo imparare, dobbiamo saper ascoltare le persone, i loro problemi e i loro desideri. Bisogna quindi comprendere i bisogni delle persone e dobbiamo proporre idee e parole che diano risposta a questi bisogni, perché questo è il mandato del Vangelo. C'è un passaggio nel Vangelo che mi è molto caro, che io ricordo spesso. È l'episodio in cui Gesù prende i suoi discepoli e li manda a due in giro per le città. E sintetizzo il concetto perché non voglio tornare sul brano. Il concetto è questo: dopo averli preparati e resi capaci di guarire, questo dice la parola, dice: andate a predicare il regno e guarire gli ammalati. Questo è il vero mandato. Spesse volte ci limitiamo a annunciare il regno, predicare il regno. Poi possiamo anche dire cosa vuol dire predicare il regno, perché se il regno è parlare solamente della salvezza di Cristo, stiamo parlando solamente del cappello del regno, perché il regno è molto di più di questo. Non è solo affermare la sovranità di Cristo, ma anche saper dire quale significato ha il regno di Dio, quali sono i principi, quali sono le verità, le regole che caratterizzano il regno di Cristo. Ma ci ha chiesto, oltre che predicare il regno, anche di guarire gli ammalati. E guarire gli ammalati significa prima di tutto accorgerci che c'è qualcuno che è ammalato a fianco a noi. E per guarire gli ammalati Gesù aveva attrezzato i suoi discepoli, li aveva preparati. E allora noi ci dobbiamo chiedere: siamo preparati per guarire gli ammalati? Perché se manchiamo questo obiettivo siamo un po' come quella Gerusalemme sul quale il Signore piange dicendo che tu non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata.
Grazie Silvano per questa illuminazione. Facciamo un canto prima di saluti a coloro che ci hanno seguito da casa. Il canto si chiama Aprimi gli occhi del cuore. Testimonianza davanti all'assemblea, davanti a Cristo.